Don't want to be afraid. Hard not to hesitate. Ciao a tutti, allora oggi ho avuto un po' una vena artistica e dato che ieri sera ho visto una crema da mia cugina, un gel molto buono per il viso, ho pensato di fare una cosa simile e quindi oggi pomeriggio mi sono messo qui a fare un gel fruttato per il viso ed è venuto fantastico, proprio una figata e mi piace un sacco proprio perché comunque io l'ho fatto apposta per comunque le pelli impure, leggermente tendenti al grasso, comunque che vada a restringere i pori, comunque insomma proprio veramente sono proprio soddisfatto, una proprio di quelle ricettine di cui proprio non bisogna stare senza. Vi faccio vedere allora intanto la ricetta. Per chi non conoscesse un po' le ricette lascio il video per capire insomma un po' come funziona il discorso. Quindi abbiamo come sempre la nostra fase A, quindi la fase acquosa, dove potete sostituire tutti gli ingredienti che magari non avete e li andate a sostituire in acqua. Quindi vediamo, abbiamo l'acqua, la glicerina e la xantana che trovate da Romazon, eccolo qui, la glicerina vegetale e la xantana, che è appunto questa polvere che si utilizza per fare i gel. Se non le avete potete fare a meno, mettete l'acqua e sostituite in ugual parte. Poi nella fase B bisogna andare a prendere l'alcol per disperdere gli oli, perché comunque come sappiamo tutti l'olio non è che si scioglie nell'acqua, per cui o utilizzate l'alcol buon gusto, quindi l'alcol puro al 99%, oppure un disperdente, il Soluble di Aromazone. Poi oli essenziali, in totale 1 grammo, potete mettere quelli che volete voi. Io proprio per fare un gel fruttato ho messo quelli di limone e arancio e pompelmo, perché comunque sono quelli più adatti al mio tipo di pelle. Il trietilcitrato, che è un attivo cosmetico che io ho preso da Vernile, che è una specie di disinfettante che comunque va ad uccidere i batteri insomma in viso, va a purificare la pelle. E il bisabololo vegetale preso da Aromazone, che serve a dare elasticità alla pelle, quindi a renderla più morbida. Poi in fase C io ho messo sodio ialurronato. Anzi, un attimo, vi faccio vedere anche tutto quanto. Allora, il trietilcitrato è questo qui, io l'ho preso da Vernile, vedete, eccolo qua. Poi dopo del trietilcitrato, anzi gli oli essenziali, io eccoli qui, arancio e limone, sono quelli di, vabbè, li conoscete tutti, quelli di Aromazone per chi non li conoscesse. Comunque lascio il link di tutti gli ingredienti sotto, quindi potete trovare anche i prezzi. Aromazone comunque è un sito da cui si può stare tranquilli, ottima qualità prezzo sempre, davvero. E il bisabololo, eccolo qui, che è un attivo cosmetico che va, è buonissimo, mi piace molto. Poi in fase C abbiamo il sodio ialuronico, che sarebbe tipo su Amazon lo chiamano l'acido ialuronico. Io però non ho fatto mai nessun video quello qui, casomai vi metto il link di qualche video per poterlo fare. E comunque vi dico, io sinceramente vi sconsiglio di metterlo perché comunque è un umettante, lascia un po' uno strato leggermente, cioè secondo me senza viene meglio. Io l'ho fatta mettendola, se non lo mettete quei 5 grammi li sostituite di gel, cioè andate a mettere, cioè, anzi non di gel, di acqua, anziché 69 aggiungete i 5. Poi vado ad utilizzare l'urea e la niacinamide, che sono sempre degli attivi cosmetici in polvere di Aromazone, eccoli, no, di aroma di Vernile. E questa è l'urea, eccola qui, che serve per idratare la pelle, fa benissimo e si usa dal massimo, non mi ricordo più le percentuali. E la niacinamide, che è proprio un sebo equilibrante, quindi per le pelli grasse questa è veramente favolosa. Infatti io l'ho messa appunto tutte e due. Se non avete comunque in generale un cosmetico, lo ripeto già per la terza volta, andate a sostituire con un'uguale parte di acqua, mi raccomando. Poi sono andato a mettere, come vedete, il pantenolo, che sarebbe la provitamina B5, e che serve ecco, non mi viene il nome, a ristrutturare tra virgolette la pelle, a rigenerare la pelle, inoltre va ad idratare, quindi è buonissimo. Io l'ho messo, ho messo anche questo.
Come vedete però non ho messo tanti oli e cose varie perché volevo fare proprio un gel fresco, comunque leggero, che andasse ad idratare la pelle, renderla morbida, elastica. E a me le pomate non piacciono, per cui e questo veramente, poi con questo profumo di limone, con l'arancia, mi piace un sacco. È proprio mio questo. Quindi fase A, fase acquosa, fase B, la fase con, cioè sarebbe tra virgolette la fase grassa, o l'alcol buon gusto, sarebbe quello che si utilizza per fare i dolci, oppure il soluble, dovete leggere le istruzioni per come utilizzarlo, mi sembra che andassero 4 gocce di soluble ogni goccia di olio essenziale, o non mi ricordo bene. Mi raccomando in fase C, Panthenol, il Cosgard, e ecco io non l'ho scritto, sono un po' stupidotto, bisogna misurare il pH e portarlo a 5.5, poi la fragranza e il colorante, fragranza o quelle alimentari, insomma quello che avete. E niente, mi sembra di avervi detto tutto. Ovviamente questa ricetta è per farne 100 grammi, l'ho anche scritto 100, già il viso dei grumi 100 grammi, questo gel fruttato. E niente, se volete farne di più ovviamente basta che raddoppiate. Ripeto sempre che un'altra cosa, quali sono i prodotti che potete sostituire? Allora, glicerina e xantana, queste no, oddio, sì, ecco, questi qua, questi 4 grammi, volendo potete andarli a sostituire di acqua, vi verrà comunque un prodotto più liquido, però comunque sempre buono. Io vi consiglio comunque di prenderli, di utilizzarli, perché comunque si utilizzano per fare anche gli shampoo, i detergenti e tutto il resto. Poi l'alcol, buon gusto, il disperdente, beh, mi serve per forza. Gli oli essenziali in questo caso cioè, fanno bene perché l'olio di limone va a restringere i pori, comunque ad idratare come anche l'arancio. Quindi abbiamo degli oli essenziali che oltre a dare profumo andiamo a sfruttarne proprio le loro proprietà. Poi vabbè, il trietilcitrato, bisabololo, non sono essenziali questi, potete andarli a sostituire con acqua, come anche la niacinamide e il pantenolo e l'urea. Ovvio che se andate comunque a togliere tutto dopo diventa una crema vuota un po' come quelle del supermercato, sempre meglio, però insomma. Per cui niente, io intanto vi lascio il video, mando un bacione a tutti, vi saluto e ci vediamo dopo. Ciao! Eccoci qui, allora prima di tutto andiamo a preparare la nostra fase A e quindi andiamo a fare il gel con la nostra glicerina e la gomma xantana. La glicerina e la xantana che trovate comunque da Amazon o comunque nei soliti siti che vendono materie prime. Quindi andiamo a mettere in un vasetto, in una ciotolina, la nostra glicerina e poi sopra mettiamo la xantana e la lasciamo idratare anche per un'oretta perché deve crearsi il gel, quindi la xantana deve in poche parole assorbire e sciogliersi nell'acqua. Quindi aspettiamo e la lasciamo lì. Poi aiutate comunque a formare il gel mescolando e schiacciando bene la xantana e vedrete che già vedrete questo gel comunque opaco. Alla fine comunque state tranquilli perché arriveremo ad ottenere un gel completamente liquido no, completamente trasparente anche se ci saranno le bolle e quindi voi magari la lasciate idratare adesso anche per un altro quarto d'ora. Successivamente invece poi andate a pesare la vostra parte d'acqua e poi mi raccomando riscaldatela. Poi una volta riscaldata l'acqua piano piano la versate dentro alla fase A, praticamente dentro il gel, in modo tale che con l'acqua calda la glicerina si scioglierà più facilmente e quindi andremo ad ottenere un gel molto, cioè praticamente proprio trasparente come quelli dei prodotti normali. Adesso io qui avevo messo l'acqua fredda, mi ero sbagliato, poi l'ho riscaldata e quindi sono riuscito a rimediare lo stesso. E comunque piano piano mescolate e la fate sciogliere bene. Insomma ci vuole un attimo di pazienza. Ecco qui, vedete, qui ormai avevo versato tutta l'acqua e appunto si è formato questo gel.
lì vedete tutte queste piccole bollicine, però state tranquilli perché comunque i giorni dopo, i giorni successivi spariranno. Eccolo qui il gel, vedete che bello, è proprio liscio, morbido, mi piace un sacco il gel che si forma con la Xantana. Infatti io come gelificante di solito uso solamente questa, non c'è anche il Carbo, oppure l'ho scoperto ce ne sono tanti altri, ma questo credo sia la migliore. Poi una volta formato il nostro gel andiamo, ecco qui ho fatto un po' di riprese, andiamo a preparare la nostra fase B, quindi quella grassa. Mi raccomando, di alcol mettete quello che vi ho indicato nella ricetta, né troppo né meno. Andiamo a utilizzare il trietilcitrato, che è appunto questo disinfettante, comunque fa bene per il viso, per la pelle, olio essenziale di limone e di arancio, quindi andiamo a sfruttare le proprietà degli agrumi e le loro vitamine, e il bisabololo vegetale. E mi raccomando, mescolate bene bene bene, e attenti con le dosi. Quindi questa è la nostra fase grassa. Poi andiamo a versare la nostra fase B nella fase A, quindi la fase grassa in quella acquosa, e qui adesso io non lo faccio vedere, però dovete mescolare proprio velocissimamente in modo tale che si faccia l'emulsione, quindi gli oli si sciolgano nell'acqua. Poi andiamo, una volta che c'è tutto sciolto, andiamo a mettere la niacinamide, l'urea, il pantenolo, l'acido ialuronico. Mi raccomando, ricordatevi sempre che se tutti gli attivi non li avete, potete sostituirli con un'ugual parte di gel, quindi aumentate l'acqua. E infatti eccoli qui, ve li sto facendo vedere piano piano, così li potete riconoscere anche dopo da Amazon. Ecco qui il mio gel, vedete che ha anche cambiato colore. L'inulina e le niacinamide le ho prese da Farmacia Vernile. Se non le avete, o comunque se fate solamente un ordine da Amazon, non servono, mettete degli altri attivi, se ne utilizzate degli altri, l'importante è che guardate il dosaggio. Di solito dicono di metterne dai 2 ai 5%, poi dipende insomma da attivo a attivo. Poi come parte andiamo a fare la fase C. Quindi dobbiamo mettere prima di tutto l'acido lattico, andate a misurare il pH con le cartine che trovate sempre da Amazon, le cartine tornasole, di cui vi lascio il link. Quindi il nostro acido lattico e il nostro Cosgard, che è il nostro conservante. Questi dovete assolutamente metterli, non si può fare a meno. Ed ecco qui il nostro gel pronto. Ciao, eccomi qui. Allora il mio gel è pronto e sono felicissimo perché mi piace da morire, perché comunque io ho dovuto utilizzare tutti questi ingredienti che avevo utilizzato per fare comunque una ricetta di un'altra ragazza su YouTube, e allora li ho risistemati un attimo come piace a me, per fare appunto un gel agli agrumi per le pelli comunque tendenti al grasso, impure, comunque che sia comunque sempre lenitivo, idratante, rinfrescante, soprattutto perché con la mia pelle, anche se inverno non mi piace mettermi quelle pomate oleose che mi sanno da pesante, mi sa proprio che sporchino. Invece questo l'ho proprio sistemato, ho fatto proprio un gel che come lo metti sulla pelle la lascia morbida, proprio delicata, c'è la giusta proprio quantità di oli. Poi vi consiglio, se volete ottenere ancora un più bel effetto, io adesso ho messo il sodio ialuronico, non mettetelo, e fate più gel con la Xantana. Comunque con l'effetto a me piace tanto, veramente tanto. Il profumo poi ha proprio questo pizzico di acido del limone, però c'è comunque questo dolce dell'arancio, e insieme sono davvero molto buoni. Per cui poi comunque dentro c'è la niacinamide, l'urea, c'è il pantenolo, il bisabololo, il trietilcitrato, c'è tutta questa serie di attivi nella stessa linea, comunque anche degli oli essenziali, che fanno proprio un prodottino di quelli proprio ad hoc. Per cui io vi dico di provarlo questo. Io di solito non sono uno di quelli che dicono provatelo assolutamente, provate, no, cioè non serve. Sono tutti buoni questi prodotti in generale, perché comunque tutti naturali, e
funzionano, però questo veramente io mi sento di dire davvero, se avete tutte le cose a casa fatelo e provatelo, perché ne vale davvero la pena. Io vi mando un bacione, vi saluto, auguro un buon lavoro a tutti quelli che si impegnano tutti i giorni a fare video e comunque a portare avanti dei bei canali, soprattutto interessanti per tutti. E cosa dire altro? Lasciatemi un commento sotto, un saluto. Se vi è piaciuto il video, ovvio, cliccate mi piace. E niente, io vi mando un bacione e saluto tutti. Ciao!